No, I'm not a writer. Valeria, Dime, io ho visto Battiato. lo so, ieri con te. Ah, cioè, è stato bellissimo, cazzo. Partito davanti che mi stai in cura altamente. Sì, Altamente in the ass. però insomma ieri erano dei bei tocchi del figo. No, ma mi sa che non mi interessa tanto. Sì, ho capito, mi sì invece. Che strana la vita. Vero? No, no, i nostri gusti non combacia mai, queste robe Pazzesco. qua. Incredibile. Brutta vita. Occhio, occhio che figonata, occhio. Attento, attento. Aspetta, aspetta. Sì, buonasera, sono Yuri. Potrei ordinare una pizza da asporto? Da consegnare? Sì? In che zona? Allora, davanti alla Guardia di Finanza, via Mameli. E un attimo solo. Mamma, una pizza solo davanti alla Guardia di Finanza. Perché non andiamo solo per una pizza lì? Ah, ho capito. Vabbè, dai, niente allora. Mi dispiace. Niente. Devo venire te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Che cazzo me ne mangio? 7? Vabbè, fammi pensare, io volevo la pizza, ho tanta voglia di pizza, non voglio farmi da mangiare, non voglio spostare il camper, non voglio fare niente stasera, devo stare qua, stavo montando un video. E questa me la leggo però, questa me la ricordo, porca troia, cioè ti fanno pagare 1,50 € e neanche non ti portano una pizza qua a 1 chilometro. Cosa mi tocca farmi da mangiare? Cuscole qua che abbiamo, una pasta al pesto, zuppe mi sono rimaste, il couscous pronto, però beh, 2 porzioni, dai, ok, dai, mi faccio il couscous dopo, però aspetta che proprio mi venga fame perché la pizza l'avrei mangiata volentieri. Però sto montando i video con le casse attaccate, vedi? Figata, cazzo. Aspetta che te le faccio sentire, fermo là, ho perso il filo. No, cazzo, ho combinato. 29 luglio, prevista l'ondata di caldo, ma qua è arrivata in anticipo. Com'è arrivata in anticipo? Cioè, culati, le foderine, bellissime, bellissime. Allora, il copripiumone lo appoggio e basta, non lo metto neanche perché con sto caldo. Guarda che bello, questo ha anche 2 cuscini, cazzo. Stupendo. E questo, non lo apriamo neanche adesso, però insomma vediamo stasera, dai, ti faccio vedere. Presi su Amazon, però ecco appunto, se li prendi anche tu stai attenta perché è una misura strana, sono cortissimi e alti, cioè il cuscino non basta, è anche bruttino da vedere, in più non hanno neanche le chiusure, vediamo, no sì, le chiusure ce le hanno, dai, ok, si riesce a combinare. Buon, dai, ritiro quello che ho detto, dai, bene o male, che fantastico, cazzo, fantasticissimo. Aspetta che facciamo lo stesso gioco anche di qua. Stupendi, stupendi. Che è successo? Che è successo? So io, occhio. Allora, cosa mi sono preso in questo bellissimo negozio di cazzetti per camper? Guarda che bello. Questo me lo attacco qua, guarda, ci sta giusto perfetto a parete. Aralo, ara che robe. Ara anche dentro. Dagli una arata, vedi? È buono, mi metti i calzini, i guanti, tutte quelle robe là. E aspetta, ho preso anche dei picci io, perché ho detto lo attacchiamo qui i picci, intanto così, poi se no, quando non tengono, il solito discorso, lo trappano e gli metto la vittina. Minchia, mi conto scoreggi, porca che quella troia. Siamo andati fuori tutta prima, potevi anche sganciare, Senti che roba. Cane scoreggioso. Adesso ti chiamo cane scoreggioso, guarda che lo faccio, ti ribattezzo. Col caldo mi è andata a rimengo la GoPro. Allora, non ho voglia di riassumere perché fa caldo, quindi se il video di prima è saltato, adesso faccio un riassunto ultra mega veloce. Allora, ho montato il piccio là, con i picci lì in alto, guarda che roba, perfetto, ci sta, guarda che figata di armadio, che robe. Adesso andiamo a prendere la corda da mettere qua, no, qua no, beh sì, qua e nel cesso, la corda, adesso prendo anche le misure, anzi le prendo dopo, e buttiamo dentro i vestiti. Bene, sono stato al multistore di Jesolo, di solito non faccio pubblicità, ma la signora era proprio brava e simpatica, solo per quello. Volevo prendermi, per aver visto lo sgabello come il mio, quello pieghevole in plastica che è praticissimo, so che il mio è troppo corto, più alto, invece no, mi sono sbagliato, era identico al mio.
se avevano il portaoggetti da porta, quello un po' più spazioso, sempre con la retina, in modo che aveva fuori la polvere, giusto per mettere le scarpette da fiume, il collare di cane pericoloso, quelle cosette là, no? Però non ce l'avevano, allora vabbè, devo prenderlo su Amazon. Vai, 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 che è libera, vai che è buona, vai, 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 vai. Ma con che arroganza mi metto nella strada! Yeah, camper, dai, ti sei già raffreddato? Sì, peso è femmine ora, Cavolo, 18,33, niente corde, perché il negozio e le tende, figurati, chiuderà fra mezz'ora, io sono là fra un'ora, niente, dai, vabbè, che sono la prossima settimana. Adesso vado con cane pericoloso che è dietro e è venuto dentro con me a vedere le cose di camper, le hanno usate tutte, quindi è stato molto attento, mi è stato molto d'aiuto e andiamo a trovare una bella signorina, quindi stiamo con lei anche domenica e non credo che ci saranno posti belli a puntinare, a meno che stasera non trovo un bel posto dove andare, insomma, vediamo. Ho fatto una cazzata, ho preso le pizze stamattina, sì, ma sono robe da congelatore, cazzo, ma porca puttana, e adesso con sto caldo che fa, fermati di qua, fermati di là, commissioni a destra, commissioni a sinistra, cazzo, adesso le pizze sono già quasi pronte, sono già quasi cotte. Allora, come tu sai, se ti ricordi, io adesso abito a Jesolo Lido, mi sono trasferito qua perché ho spostato il lavoro di qua, Cicicocò, Cici, bla 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 bla, e va la gente che non sta arrivando, colonna, 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 e io tutta libera, sempre tutta libera, cioè devo pussare veramente, perché ogni posto che vado non c'è nessuno, ogni strada che faccio è vuota e quindi pusso. E tanti camper, tanti, ciao capo! Visto che ha salutato, bravo, così si fa. Sono fatta una cultura dei camper ormai. Oh, strachilometri e strachilometri di coda, mi fa bene sta gente, cioè in senso buono. Allora, in questo preciso momento sono 9 km di coda, fammi pensare, che non ce l'abbia anch'io al ritorno, vabbè, no vabbè, tanto che mi frego il camper, posso tornare anche la notte e via, sì. Ara a sinistra la laguna, ara che bello, ara che posti che sto vivendo, fa un po' balasso, ara che bello, piace, infatti l'ho sentita da balasso, vabbè, dialetto padovano, mi piace, mi è proprio entrata dentro, ara che... non devo dire niente, perché l'ho acceso la bocca? Non lo so. Vabbè, no, devo dire che non ho niente da dire, ok. Questa che vedi in parte è molto lunga, è una pista ciclabile che costeggia tutto il Sile, l'ho fatta con gli amici, siamo finiti, dove siamo finiti? Musile, 90, da qualche parte siamo finiti. Molto molto bella, un giorno devo puntinare, perché quella volta non ho puntinato, ecco, avevo anche il microfono spento, comunque guarda che roba è lunghissima, guarda, è bella, molto bella, da fare, da puntinare, da spuntinare, belli sti posti qua, non c'è nessuno per strada, perché sono tutti al mare, hai visto la coda in prima. Guarda che faccia da cane pericoloso che hai, tieni il pezzo di pissettina, che buona. Perché abbiamo mangiato talmente tanto dalla nonna, racconta, che sono un cane obeso e non voglio più neanche mangiare. Abbiamo il tacchino ma lo mangiamo domani, se no lo buttiamo via, vero cane? Ti hanno fatto diventare una mongolfiera, eri così bella, e va bene, dai, tieni. Però dai, la crosticina e la pizza ci sta, dai.